con tutti i miei ospiti. Guardate questi tre ragazzi, sicuramente molti di voi li riconosceranno, li avrete incontrati a delle feste piuttosto che su un palco oppure a un matrimonio. Loro sono i veri protagonisti di questo nuovo genere, che poi nuovo non è, parliamo del neomelodico. Ed eccoli qua i nuovi re del neomelodico, Daniele Bianco, benvenuto Daniele, Lino Calone, benvenuto anche a te, e Nino Esposito, detto in arte D'Angelo. Benvenuto. D'Angelo per la somiglianza. Sì, anche vocale. E anche fisica, perché sembri il figlio di Nino D'Angelo. È veramente uguale, vero o no? Luca Giurato, benvenuto. Salve, buonasera. Buonasera, grazie. La musica è nata con me. Devo dire che a Napoli ce l'avete un po' tutti nel sangue. Io non ho mai incontrato un napoletano che canti male, c'è una cosa impressionante. A Napoli il salumiere che porta la spesa canta, il fruttivendolo canta. Quindi... Esatto, i bambini per strada cantano, c'è una cosa meravigliosa. Si vive di musica, No, ma poi tutti intonati, cioè cantano tutti bene. Noi a Milano ci possiamo pure provare a cantare, ma non è che cantiamo poi così bene alla fine. Ma anche perché poi il napoletano è una lingua, e quindi... Sì, che poi la canzone neomelodica non è altro che figlia della canzone classica napoletana, comunque. Che sono dei pezzi straordinari. Pensa che io sono stato sono stato in Francia e anche lì nei vicoli della Francia si suonava e cantava le canzoni classiche napoletane, come ci cancella sta compagna vostra che ha perduto su nella fantasia. Quindi c'è un fortissimo uno che non conosce il dialetto napoletano. No, il napoletano sai, è una lingua il napoletano, non è un dialetto. È meglio che non canti più, fai poesia e rima perché ti vengono benissime prima di continuare a parlare. Però guardate cosa abbiamo trovato sul web. Grazie. Vedi, queste erano immagini tratte dal web. Il web in realtà è stato veramente uno strumento essenziale, no, per il fenomeno dei neomelodici, perché a differenza della star tradizionale, no, della star mainstream, loro hanno il numero di telefono nel cellulare, sono raggiungibili, sono veramente, fanno parte, sono a stretto contatto con loro, quindi il web gli è servito moltissimo, così come è servito moltissimo negli anni 90 la tecnologia che ha fatto sì che chiunque potesse produrre poi un disco anche artigianalmente, no, in casa, quindi questo è servito molto alla diffusione del fenomeno. Anche video, perché dopo che hanno avuto questo grande successo legano i loro pezzi ai video. Guardate. Quando mi dici ti amo di più, se scrivo amore più amore, totale sei tu, piccola donna bambina, sei l'adrenalina, sei dentro di me, gelosa sei ma ti amo di più, sei come farmi impazzire, regoliamo nel blu, sei dolce sei fai l'amore, tra mille parole mi perdo con te. Calone 5 anni fa, però Dino, anche se è un video musicale, in moto si mette il casco, eh? Sì, si mette il casco. Anche perché voi siete un esempio per i ragazzi che vi seguono, se vedono poi te nel video andare senza casco, poi magari non lo mettono neanche i ragazzi. Quindi diciamolo. Anche i neomelodici usano il casco. A proposito di esempi, hai fatto benissimo, non devo giudicare io ovviamente il tuo operato. Tu puoi giudicare tutto. A proposito di esempio, ricordatevi che voi siete veramente degli esempi. Siccome sapete benissimo che girano delle voci su alcuni di voi marginali, mi auguro, legati alla criminalità, fottetevene e mi raccomando seguite la vostra professionalità, seguite il vostro talento. Mi piace molto il fatto che siete sempre aderenti a un certo tipo di realtà, se ho capito bene le vostre canzoni. C'è il fenomeno dei cinesi che occupano i negozi di mezza Italia, c'è questa macchina 50 che non ho capito bene quale sia, però è una macchina per ragazzini, eccetera. C'è proprio la quotidianità e quell'immedesimazione di cui si parlava prima, perché la vita di tutti i giorni, esatto, l'istantanea della vita. Quindi se raccontiamo l'attualità. Quindi per questo il cantante napoletano è ascoltato molto dalle teenager.
Diciamo, il nostro pubblico va dai 10 È anni giovanissimo. ai 25, diciamo, per la maggiore. Ma ci sono anche giovanissimi tra i cantanti. Anche giovanissimi. Sì, infatti ce ne sono, questo video che abbiamo visto di 21 5 anni anni. fa aveva 21 anni, ma come nasce un video? Un video nasce proprio da una canzone e quello che parla la canzone facciamo il video. Questo è fatto dal grande Maurizio Palumbo, che ha fatto questo video, diciamo, molto scenico, molto... Di che parla la Molto canzone? bello. Ti sei fatto un'idea più chiara del neomelodico adesso che hai conosciuto Assolutamente questi sì, ragazzi? e ripeto, mi piace moltissimo la vostra aderenza con tante realtà di oggi che sono ignorate o addirittura mistificate o addirittura se ne parla male, si dice ah ma questi ragazzi d'oggi, ah ma perché, ah ma per come se la colpa in tanti casi non fosse di noi genitori. Quindi, Però questa è mi un'altra dico, puntata di Vita in Diretta. Ah, che Per bello, carità. che bello. Parliamo Quando la bene, facciamo? Domani siamo La pronti. facciamo un altro Dunque, giorno, ripeto, oggi vogliamo sentire bellissime musica. voci, bellissimo modo di atteggiarsi verso la vita. Mi piace moltissimo questa cosa, che c'è qualcuno che di giorno lavora alla pescheria, nel negozio del Certo. pane e la notte va a cantare. Quindi la vita imparate già da ora a sudarvela e tanti È complimenti. da quel lì che e hanno tanti imparato, mica da oggi. incontri. Ma ti dirò di più che questi ragazzi neomelodici hanno, diciamo che la loro professione è legata molto anche all'immagine, fanno tendenze, sono tanti poi i ragazzi che li imitano, quindi hanno anche una responsabilità, guardate. I cantanti neomelodici, seguitissimi nel napoletano, ma anche in paesi come la Germania, dove ci sono tanti emigrati, fanno impazzire le ragazzine alla stregua di nomi conosciuti a livello nazionale. Si frischi, si bella, ma non come si bella, fanno tutte queste cose carine. Ma soprattutto fanno tendenza, scelgono un look e in strada si incontrano tanti cloni, ragazzi che si vestono e si fonano i capelli proprio come il loro beniamino neomelodico. Quando mi dici ti amo di più, se scrivo amore più amore totale. Lino Calone da bambino aveva due grandi passioni, il calcio e la musica, ma alla fine ha scelto di cantare invece che tirare calci ad un pallone. Faresti qualunque cosa per arrivare a successo? Qualunque cosa. Pensi che mi tagliassi pure un braccio, perché per cantare, dammi qua, per cantare c'è bisogno solo di uno. Sei davvero bellissima, personale, sei più unica, se ti stringi a me, che brividi. Queste giovani leve della musica napoletana sono seguitissime non solo per le canzoni ma anche per il loro stile. È un bel binomio, canto e look. Quando mi dici ti amo Alcuni di loro sono delle vere star, vengono imitati, seguiti e alcune volte osannati, perché i neomelodici a Napoli sono una realtà radicata, capace di far sognare oltre le mode e le tendenze del momento. Vi colpirò al cuore. Bravi ragazzi, quindi ricordate che sono tanti a seguirvi, non soltanto nel modo di vestire, voi siete un esempio per questi giovani, quindi dovete mettere il casco quando andate in moto. Perché qua eri ancora senza casco. Mi piace questa cosa che poi E la cintura in macchina. E la cintura. Ho visto questo bellissimo filmato, la scena della doccia, avete ispirato anche quel meraviglioso, bellissimo film che è Gomorra, tratto da un libro altrettanto bello di Saviano. Sì. Mi sembra che la vostra Abbiamo musica ripreso, sia quella sì. di Gomorra. Sì. Sono Sì. contento, complimenti. Abbiamo ripreso proprio questo video, sì. Insomma, È bello. abbiamo sì. scoperto questo meraviglioso mondo del neomelodico. Veramente. Grazie ragazzi, in bocca al Grazie. lupo.